Ed è vero anche comunque che nel disco, tu appunto non l'hai ancora sentito, se tu l'avessi sentito, mi permetto di dire, mi chiederesti il pezzo Controvento, che è un po' la focus track, da cosa esce, no? L'ispirazione di quel brano lì. Ma da cosa esce Controvento, Doro? Bravissimo, esatto. Allora, è successo così, guardando un podcast online di un illustre collega che si chiama Emi Schilla, che è un rapper grossissimo, insomma, lo diciamo, se esiste ancora qualcuno che non ha idea di chi sia, e che diceva nell'epoca delle manifestazioni pro-Pal, quando abbiamo cercato in tutti i modi di fermare il genocidio a Gaza, e quasi ci siamo riusciti, se non fosse che poi si sono girati dall'altra parte, hanno cominciato a sparare dall'altra parte. Comunque in quel periodo lì lui in questo podcast diceva: perché rompete i coglioni a me? Cito. Perché rompete i coglioni a me? Io non posso dirle certe cose, mi gioco troppo. Cioè, intendeva, mi gioco anni di lavoro, di contratti con le multinazionali, di uno stile di vita che mi sono sudato e guadagnato, e che a dire vaffanculo Netanyahu lo comprometterei irrimediabilmente. E quando l'ho sentito dire sta cosa, io ho pensato: ma capisco, io non mi gioco niente, quindi vaffanculo Netanyahu lo dico. E lo dici? Lo dico.